Il tema centrale è il superamento del bicameralismo perfetto, nell'ottica di non avere più due Camere che danno la fiducia, ma una soltanto, ovviamente votata dai cittadini, perché se ne hai due che vengono ogni volta formate con maggioranze diverse, lo abbiamo visto, è la storia che ce lo dimostra, non sono teorie, hai solo tanta instabilità e questo Paese non può continuare per altri 70 anni ad avere altri 63 governi diversi. Tra i più attivi nel veneziano a difendere le ragioni del sì alla riforma costituzionale c'è il vice ministro dell'economia Enrico Zanetti, che nelle ultime 2 settimane ha organizzato numerosi appuntamenti in laguna e in terraferma. Le critiche del fronte del no sono pretestuose e basate su avversione politica più che su ragioni di merito, sostiene il vice ministro, a partire dall'accusa di autoritarismo, lontanissima dalla realtà di questa riforma. Chi dice questo innanzitutto nega l'evidenza di una riforma che non tocca minimamente i poteri del governo, lo faceva quella del 2006, questa non lo fa. È veramente singolare, argomenta Zanetti, che tra chi solleva il tema della deriva autoritaria ci siano gli stessi liberali e moderati che nel 2006 chiedevano maggior governabilità, a partire da Silvio Berlusconi che in questo modo smentisce la sua storia. Chi come noi nel 2006 ha votato sì perché pensa sia giusto mettere un governo nelle condizioni di governare voterà sì anche in questo 2016 e non cederà all'antirenzismo d'accatto che rovinerebbe questo paese come lo ha rovinato l'antiberlusconismo d'accatto. Questa è una riforma che porta di nuovo al centro alcune competenze legislative che oggettivamente in questi anni non hanno funzionato nel loro frazionamento tra 20 regioni, lo fa portando però anche i territori dentro al Senato proprio perché possano governare e controllare un processo legislativo quando li riguarda. Inoltre resta la possibilità di chiedere specifiche autonomie a quelle regioni che sono in equilibrio finanziario e che sono in grado di esercitarle. Il Veneto sicuramente è una di queste.